Io credo, caro Giovanni Ruiu, che sia importante. Intanto diamo subito il ben trovati ai nostri telespettatori di Prudi ancora una volta in vostra compagnia per raccontare giorno per giorno tutto ciò che succede nella nostra isola. Caro Giovanni Ruiu, però io penso che sia importante fare un comunicato a tutti i sassaresi che ci stanno guardando e non solo: visitatevi spesso il centro storico. È una risorsa della Sardegna che non si può trascurare. Perché mi pare di capire che la popolazione sassarese un po' vada a dimenticarsi che il centro storico fa parte un po' primo della nostra storia. Esatto. Poi insomma bisogna sostenere gli imprenditori, commercianti e quant'altro, perché se perdiamo questa risorsa siamo fregati. Che purtroppo stanno chiudendo. Bisogna fare qualcosa affinché il centro storico possa funzionare sempre di più. Ma sì, è una risorsa che noi non possiamo né trascurare né tantomeno mettere da parte. Io ho fatto una scelta di vita, vivo al centro storico, ne sono fiero, poi nascendo con i gremi, voglio dire, è una... Ora parleremo anche di Candelieri. È una cosa molto importante per noi. Siamo in Piazza Zuni, siamo a Sassari, siamo in compagnia di Giovanni Ruiu, che lui, devo dire, ogni anno i suoi 100 anni se li fa nel migliore dei modi, perché tu fai parte dei gremi, no? Sì, i gremi, risorsa di Sassari, è indubbio che il gremi, tutti i gremi, ma soprattutto quelli che scendono, che hanno la possibilità di scendere il giorno 14 agosto, sciogliere questo benedetto voto che per i sassaresi ha un'importanza fondamentale, sotto diversi aspetti, sia quello religioso in primis, e poi sull'aspetto sociale, culturale, di tradizione, che sono cose fondamentali, voglio dire. Parliamo dei candelieri, intanto vediamo anche delle immagini proprio in riferimento alla cosiddetta Faradda, che è sicuramente la festa più amata dai sassaresi, è quella che porta anche più gente. Sì, esatto, è un richiamo turistico da non sottovalutare per la Sardegna. Nei bilanci dei Cagliari è la seconda manifestazione più importante, prima è Sant'Efisio, però questo non fa sì che Sassari ne vada orgogliosa di questo fatto. È un'esperienza bellissima, io l'ho vissuta, il prossimo anno farò 35 anni di gremio. 35 anni? 35 anni, ero un bambino di 3 anni quando sono uscito nel gremio, ed era una cosa bellissima perché comunque mi fa rivivere la Sassari di ieri, di oggi e quella che sarà del futuro. Ma cosa è cambiato secondo te, Giovanni, comunque da 35 anni fa a oggi, in riferimento per l'appunto ai candelieri, a parte il fatto i nuovi ceri che scendono giù per la città, ma cosa è cambiato poi effettivamente a livello organizzativo, a livello di amore per questa festa, per questa... Guarda, per quanto mi riguarda, quanto conoscevo io di 35 anni fa, non c'era tanto richiamo, perché il significato glielo è stato dato e l'impulso gli è stato dato grazie al viatico turistico, dapprima con l'ente per il turismo, oggi con la provincia, insomma comunque c'è stato sempre un richiamo importante dei candelieri. La cosa fondamentale è sempre questo, dell'aspetto religioso e pagano insieme, che si svolge in una discesa che poi va a arricchire, a far da corona quella bellissima statua che è Nostra Signora dell'Assunta, che noi veneriamo sempre. Avevi 3 anni quando per la prima volta hai ammirato i candelieri. Quello che mi ricordo io è soprattutto sull'aspetto dell'abbellimento del cero, erano un po' più spogli i candelieri, erano un po' più meno addobbati, l'organizzazione era un po' più, diciamo, ancora non perfezionata. Oggi invece mi trovo una discesa dei candelieri che sì,
è importante, però va sempre migliorata, questo senza ombra di dubbio. E tu l'hai vissuta come gremiante, come politico, perché comunque hai fatto parte del Consiglio provinciale per diverso tempo, poi sicuramente realizzeremo un'altra puntata per parlare di un tuo nuovo incarico a livello politico, ma ritorniamo ai candelieri, caro Giovanni, ancora una volta, quest'anno come lo hai vissuto? Ma quest'anno l'ho vissuto abbastanza bene, perché comunque abbiamo visto una discesa molto compartecipata da parte di tantissime persone, come d'altronde ogni anno, questo è da precisare. Però mi sono trovato anche in una condizione che insomma, il pubblico è sempre, la folla è sempre vicina a te, c'è questo sentimento, questo amore verso questa città, che la sentiamo, io che vivo al centro storico dai primi di giugno con i bambini che sono nel tamburo, fino ad arrivare al primi di settembre, perché non finisce mai il candeliere, e continua tutt'oggi a fare delle manifestazioni. Allora, centro storico Sassari, abbiamo esordito, lo faremo spesso comunque durante le varie puntate che noi realizziamo con questo programma che è dei Prodi, e che giorno dopo giorno fa in modo, insomma, di raccontare tutto ciò che succede nella nostra isola. Spesso siamo a Sassari, ma spesso si va in giro anche per il resto della Sardegna. Ora io dico, abbiamo esordito così, lo ripetiamo, ecco, vivete più spesso il centro storico della città, ma lo dico ai sassaresi, lo ridico ancora una volta, fate in modo che i negozianti, i commercianti, gli imprenditori comunque non vadano un domani purtroppo a chiudere le serrande e dire basta, non ce la faccio più. Cosa si può fare per evitare tutto questo? Ma richiamare soprattutto la gente al centro storico con delle manifestazioni ad hoc, incentivando soprattutto far sì che le case un po' abbandonate dappertutto vengano ripopolate dai sassaresi, e che ci sia un mix fra extracomunitari che sono molto presenti qua nel centro storico e noi sassaresi. E d'altronde cercare di limitare la concorrenza dei grossi supermercati, che questo è veramente un cruccio per questi poveri commercianti. E allora avete capito, tanto un applauso comunque bisogna farlo all'amministrazione comunale, perché un po' di cose insomma le stanno facendo per il centro storico, non possiamo dire che non si stiano dando da fare, altresì insomma quelli che sono i rifacimenti delle piazze stesse del centro storico rivitalizzate in qualche modo, no? Io ricordo che Sassari, insieme a altri 7 comuni della regione, è una città reggia. Quindi come città reggia ha avuto dei grossi finanziamenti, e questi finanziamenti per fortuna abbiamo avuto dei sindaci che hanno portato avanti delle tipologie di intervento che hanno arricchito e abbellito questa città. C'è ancora tanto da fare comunque, perché comunque abbiamo la possibilità di fare ancora più bella la nostra Sassari e soprattutto questo cuore pulsante che si chiama centro storico. Grazie Giovanni, avremo modo di incontrarci in un'altra puntata per parlare anche un po' di politica, ma l'appuntamento con Die Prodi è rinnovato alla prossima puntata, quindi sicuramente a domani. Vi salutiamo, viva il centro storico delle nostre città, vivete nel migliore dei modi possibilmente e passateci più spesso, perché insomma l'unione fa la forza ed è un dato di fatto. Ciao a tutti, arrivederci.